In questo accogliente salottino Carlotta si dedicava alle sue attività preferite, la lettura, la pittura e la scrittura di lettere. Siamo in un periodo in cui i cellulari non esistevano ancora naturalmente, ma si scriveva tantissimo. E per esempio in questo set di scrittura che sicuramente le apparteneva ci sono diverse buste, una che si chiama Lettres à répondre, quindi lettere alle quali ancora si deve rispondere, e poi Lettres répondues, le lettere alle quali aveva già risposto, e poi le cose varie, diciamo un po' il desktop molto ordinato di Carlotta del Belgio. Però abbiamo scoperto anche un altro oggetto tipicamente femminile, e cioè il suo beauty case, che io vorrei aprirvi e mostrarvi, perché i boccettini di vetro o di cristallo che contenevano gli unguenti e i profumi non ci sono più, ma ci sono ancora tutti gli spazi atti a contenerli, mentre Charlotte, il suo nome e una corona sono scritti proprio sopra.